che deve dimettersi, noi cittadini! Evidentemente il sindaco che oggi ha scelto di non presentarsi spera che anche la cittadinanza faccia come lui, e quando vengono fuori i problemi, al posto che partecipare e esserci e rendere conto delle porcate di cui lo accusano, cosa che i cittadini dicono da anni, spera che anche la cittadinanza faccia come lui, stia a casa sua, non si presenti e non partecipi ai momenti che invece dovrebbero essere sacrosanti. E adesso, uno, Brugnaro non si presenta, e due, quello che dice è che c'è già un ordine del giorno. Ma questi pensano di poter andare avanti a discutere un ordine del giorno mentre l'assessore alla mobilità è in galera, mentre il sindaco è inquisito? Qui c'è la cittadinanza che ci tiene a Venezia e che non è disposta a vederla trasformare in un portafogli come piace a chi scappa oggi, a Brugnaro, a Venturini, a Zuin e anche a chi non c'è perché è in galera, forse il Consiglio Comunale non fa il